L'indizio principale era rimasto a terra lungo via Colomba. Si trattava di uno specchietto retrovisore della vettura che martedì 29 ottobre, all'imbrunire, aveva investito un'anziana e la sua badante uscite per fare una passeggiata. È così che la polizia locale dell'Unione Montana Bassanese ha velocemente individuato il responsabile. Nella serata di giovedì scorso, quindi sostanzialmente all'indomani del fattaccio, abbiamo avuto modo di individuare il conducente del veicolo investitore. Il conducente che poi, una volta individuato, insomma, si è presentato ieri, abbiamo avuto modo di sentirlo ieri mattina presso i nostri uffici e sostanzialmente redigere gli atti di diritto per poi deferirlo alla Procura della Repubblica. Si tratta di un 53enne bassanese che era alla guida di una BMW X1. Il fascicolo che sarà aperto a suo carico riguarda l'articolo 189 del codice della strada, ovvero fuga e omissione di soccorso. La pena prevista arriva fino a 3 anni di reclusione, oltre alla sospensione della patente. Al colloquio con gli agenti l'uomo non ha potuto che ammettere le proprie responsabilità. C'era poco da nascondere sostanzialmente, no? Sì, gli indizi erano talmente chiari che insomma non c'era modo di confutare le prove raccolte. Restano ancora coperte da segreto istruttorio le cause che hanno portato all'urto tra la vettura e le due donne. Chiaramente fanno parte degli atti di indagine che non posso al momento riferire, insomma. L'anziana e la sua badante sono in via di guarigione e in buone condizioni complessive, pur con alcuni giorni di prognosi da smaltire.